È la data del primo tavolo tecnico, 17 gennaio, data fatidica per la Speedline, primo appuntamento che dovrà trovare il piano industriale sostenibile per il mantenimento degli oltre 600 lavoratori diretti e dei 200 dell'indotto dello stabilimento dei cerchioni in lega per auto dei grandi marchi del lusso. Nonostante gli annunci, è ancora presto per cantare vittoria. La partita non è assolutamente finita. Il calcio iniziale, se restiamo nella metafora calcistica, sarà dato lunedì, ma è un percorso molto in salita, molto complicato e non lo diciamo perché siamo pessimisti, anzi. La delocalizzazione non è ancora del tutto scongiurata, tanti dubbi e le preoccupazioni per una decisione che potrebbe subire nuovi cambiamenti, a ribadirlo è il sindacato della FIOM. Quello che più ci preoccupa è che, così come è stata revocata la decisione, in tempi velocissimi potrebbe essere nuovamente rimessa in campo. L'amministratore delegato del gruppo Ronald ha esplicitamente detto che per loro la decisione della chiusura è l'unica possibile. Quello che ci preoccupa è proprio trovare invece gli strumenti per convincerli a restare. Non a caso il presidio fuori lo stabilimento di Tabina proseguirà ad oltranza. Dobbiamo controllare che in effetti l'accordo che è stato raggiunto per lasciare uscire il prodotto finito in effetti vada a finire alle case automobilistiche che sono nostri clienti e non in qualche magazzino strano ad aumentare le scorte della Ronald. Speedline è la punta dell'iceberg di una crisi per il mercato auto e dell'automotive a livello nazionale. Nel solo mese di novembre in Italia si è registrato un calo delle immatricolazioni del 25%. La transizione dell'auto potrebbe portare a una perdita di posti di lavoro di circa 50.000 addetti. Questo ovviamente se non si riesce ad intervenire e quindi se il governo continua sulla strada del non intervento nel settore. Parte anche da Venezia la chiamata per l'imminente mobilitazione nazionale per spronare il governo. E abbiamo intenzione, insomma, per il mese di febbraio di mettere in campo questa mobilitazione.